Continuiamo oggi la diretta con una domanda che abbiamo ricevuto da parte di Francesca. Francesca ha due figli piccoli di 4 anni e 8 anni e ci racconta una situazione che credo molte mamme stanno attraversando, problemi con i bambini che loro vogliono sempre telefonini, internet, videogiochi, è difficile tenerli lontano da queste cose. E Francesca ci racconta quello che è successo nella sua famiglia, la sua esperienza e ci chiede poi anche un piccolo consiglio. Ascoltiamo il suo messaggio in audio. Ciao Angela, ciao fratello Giuseppe, Dio vi benedica grandemente e grazie per il corso biblico e per tutto quello che state facendo per me. Vi ascolto sempre, vi seguo sempre con tanto amore e con tanta dedizione. E niente, volevo condividere con voi un mio sfogo perché in questo momento non mi sento molto bene con me stessa. Io ho 2 bambini, una femminuccia di 8 anni e un maschietto di 4 anni che sono praticamente schiavi del cellulare, di questo cellulare, sempre con i giochi, vanno lì a navigare su YouTube, a guardare video, cartoni e così via. E nonostante i miei continui ammonimenti, i miei continui rimproveri, questi bambini già così piccoli non mi ascoltano, non mi obbediscono, a volte tolgo loro il telefono, però poi stanno sempre lì a piagnucolare, a piangere, a supplicarmi, e allora io magari qualche volta cedo. Insomma, mi fanno veramente disperare perché praticamente questi bambini non hanno più stimoli a fare altro, al che è successo praticamente oggi, che non ci ho più visto. Dio mi perdoni per il gesto magari estremo. Io ho preso questo cellulare e l'ho buttato a terra, ero proprio arrabbiatissima e l'ho rotto praticamente. E sto male interiormente perché chiaramente l'ira, la rabbia è cattiva consigliera, dicono, e quindi mi dispiace essere arrivata a tanto, però veramente non so cosa mi è preso, ma vedere 2 bambini così drogati dal cellulare, che non hanno neanche voglia di studiare, di giocare. Addirittura mio figlio, il piccolo, la mattina come apre gli occhi, invece di chiedermi il latte mi chiede il cellulare, oppure la bambina magari non va a farsi la doccia, non va a lavarsi perché appunto ha fretta di mettersi al cellulare, a giocare, eccetera, eccetera. Insomma, mi sono resa conto di avere 2 zombie, 2 bambini che sembrano 2 automi, e quindi magari avrò sbagliato il modo, però dentro di me ho pensato: se non posso risolvere il problema lo elimino, e allora ho preso questo cellulare dettata dalla rabbia e l'ho fatto a pezzi, e quindi sto un po' così, diciamo, giù di morale, perché mi dispiace per il gesto violento, tra virgolette, però da un lato spero di aver risolto una volta per tutte questo telefono che ormai è diventato una trappola mortale, una diavoleria. Guarda, proprio non se ne può più, tutti i bambini piccolissimi, anche di 1 anno già col cellulare. Tra l'altro mio figlio fa logopedia perché ha un ritardo del linguaggio, e io comincio a pensare che la colpa sia stata anche di questo cellulare, perché questo cellulare schiavizza totalmente l'uomo, il bambino, sempre con questo Facebook, sempre con queste chat, eccetera, eccetera. E io infatti ormai il cellulare lo uso
per evangelizzare o per studiare, insomma, il corso biblico o guardare i vostri video su YouTube. E il Facebook stesso lo uso per mettere salmi, versetti, per evangelizzare. Ormai non mi interessano più le cose mondane, andare a curiosare cosa fanno i VIP o roba del genere. E quindi insomma oggi volevo condividere con voi questo episodio e volevo comunque ringraziarvi, grazie di vero cuore, Dio vi benedica, perché è grazie a voi che mi sto avvicinando sempre di più al Signore. E grazie a voi che sto imparando tantissime cose dalla Bibbia, dalla scrittura e non posso farne più a meno, non posso fare a meno di leggere la Bibbia, inizio la mattina e durante la mattinata, il pomeriggio, la notte. Penso sempre al Signore, prego il Signore affinché anche mio marito si possa convertire. Lui crede, però ancora è un credente mezzo cuore, non pienamente. Perché lui è un uomo un po' duro, quindi magari un po' restio, si vergogna a stare lì un po' a pregare o a leggere la Bibbia, quindi insomma pregate anche voi per lui. E poi volevo dirvi che ultimamente ho un po' di ansia, un po' di paura, mi sento un po' come se il diavolo mi attaccasse continuamente a cadere nelle sue trappole, e quindi dentro di me c'è proprio un'ansia perché sto lottando con tutte le mie forze, e quindi pregate anche per me insomma, perché abbiamo tutti bisogno di benedizioni e di pregare l'uno per gli altri. Grazie ancora, un saluto, vi abbraccio calorosamente. Ciao ciao. Grazie a te Francesca per aver raccontato questa esperienza, e mi sembra dolce da parte tua che stai cercando di capire se hai fatto uno sbaglio quando ti sei arrabbiata o se è stata la cosa giusta, visto che i frutti adesso sono positivi, finalmente quei bambini sono liberi da questa assuefazione, da questa trappola, sì. Quindi come la vedo io è che se i tuoi ammonimenti e i rimproveri per tanto tempo non hanno funzionato, io credo che le tue preghiere sono state risposte attraverso questa situazione, che ti sei arrabbiata e hai distrutto quel cellulare. Quindi la tua rabbia ha portato a fare finalmente la cosa che avresti dovuto fare tempo fa, eliminare questo cellulare, perché rubava i cuori dei tuoi bambini. Quindi alla fine tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, come dice Romani 8:28. E tu ami Dio. So che tu pregavi per questo cambiamento nei tuoi bambini, perché ami i tuoi bambini. Non sapevi come aiutarli, liberarli da queste abitudini sbagliate. E quando si tratta di assuefazione, spesso l'amore e la gentilezza non bastano. Serve qualcosa più forte, più radicale, altrimenti il drogato che cerchi di aiutare si approfitta. Quindi distruggendo questo cellulare hai risolto il problema. Adesso non cadere nella trappola dell'autocondanna, perché è il diavolo che ti fa sentire colpevole, perché se ti senti male, se ti senti colpevole, potresti fare lo sbaglio di sostituire questo cellulare con un altro, perché i bambini piangono e chiedono. Però sai com'è, l'astinenza dura alcuni giorni, poi si calmano anche loro. Sì, non mollare Francesca, No. non mollare, non tornare indietro, non lasciare che i bambini si assuefacano di nuovo con il cellulare. Proprio l'altro giorno parlavo con una pecorella qui che stiamo evangelizzando locale, e lui diceva che i cellulari sono veramente il ciuccio dei bambini in questi giorni, perché per la mamma, per poter cucinare, per poter fare le cose, gli passano il cellulare così che loro stanno zitti. Non fate questo, non facciamo questo. Io vedo Deborah è un così bel esempio. Si prende il tempo, Deborah, di parlare con i bambini. Spegne il fuoco, la cucina e va e parla con i bambini. Non gli dà un cellulare così che stanno zitti. No, dedicate tempo ai bambini. E non fare lo sbaglio di
come ha detto Angela, perché ti sei condannato, compri un altro. No, 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 no. No, non sarebbe Nel una nome di grande Gesù, sbaglia. rimani salda e il Signore ti aiuterà. Amen. E anche se la rabbia di solito è sbagliata, anche se ti sei arrabbiata, se vedi che adesso i frutti sono positivi, non devi cercare di rimediare, di correggere la situazione. Non so cosa hai detto tu ai bambini in quel momento, forse hai sbagliato con le parole, forse sei stata troppo dura, forse hai esagerato, come a volte succede a tutti. E in quel caso puoi chiedere scusa ai bambini che ti sei arrabbiata, ma non chiedere scusa per aver rotto il cellulare. Spiega loro che eri motivata dall'amore di mamma, che tu vuoi il loro bene, perché alla fine sono bambini piccoli ancora, di 4 anni, 8 anni, e di solito capiscono se spieghi loro con sincerità, con amore, spiega i pericoli della assuefazione. E per aiutarli a capire, perché spesso non basta che il genitore ti dice non è bene per te, questo ti fa male. Quello che aiuta, puoi cercare su YouTube dei brevi video che insegnano sui pericoli della tecnologia, dei telefonini, internet, Facebook. Ci sono materiali che puoi mostrare loro e spiegare. Ci sono storie vere di bambini che hanno avuto esperienze traumatizzanti. E questa strategia ha spesso funzionato con i figli di Giuseppe e Deborah, per mostrare loro che non si tratta dei genitori che vogliono vietare le cose ai bambini, ma sono pericoli veri, sono storie vere raccontate da altri, non dai genitori. Quindi i genitori alla fine vogliono solo proteggere i bambini. Mi ricordo proprio sui telefonini, tempo fa avevamo mostrato ai figli qui di Giuseppe un video di un ragazzo, non so dove in Asia, che ha dato a liver or a kidney, che ha dato un riñone? Ha venduto un riñone per comprarsi l'ultimo cellulare più alla moda, l'ultimo modello. E abbiamo fatto vedere questo video ai bambini di Giuseppe per fargli capire quanto è esagerato amare queste cose materiali, un telefono, solo perché è l'ultimo modello. Dai un riñone, ti vendi la salute? E quindi anche loro scuotevano la testa dicendo: ma è sbagliato, è sbagliato. Quindi non è papà Giuseppe che vieta ai bambini il divertimento, no, sono casi reali, casi diciamo estremi, che non hanno senso. E questo aiuta tanto a farli capire: attenzione, non esagerare con le cose del mondo che ti rubano il cuore. E poi riguardo alla rabbia, questo devi chiedere al Signore e vedere se hai esagerato con la rabbia o se il Signore ha usato questo momento, quando ti sei arrabbiata, per mettere fine al problema, a distruggere questo cellulare, perché non lo so, dipende. Nella Bibbia vediamo spesso che c'è anche la rabbia giusta, vediamo Dio che si arrabbia con Israele spesso nel Vecchio Testamento, ma sempre perché Dio amava Israele, cercava di proteggerla dal male. Ho letto quella scrittura ieri di Salmi 7:11. Leggi tu, Dora, Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dio è un giusto giudice, è un Dio che si adira ogni giorno contro i malfattori. Ogni giorno? Si adira ogni giorno contro i malfattori. Sì, ma questo perché Dio è un Dio giusto e quindi Sì. Lui ama i suoi figli e odia il male. E se noi amiamo il Signore, anche noi dobbiamo odiare il male, come dice Salmo 97, verso 10. Dice: voi che amate il Signore, odiate il male. Quindi c'è il momento di essere amorevoli ed è sempre meglio risolvere qualsiasi problema in amore, in rispetto, però quando non si può e non funziona, c'è anche il momento di essere guerrieri. E di anche bruciare libri, come hanno fatto in Atti 19. Hanno bruciato i libri magici, no? Hanno Le libre distrutto i loro magiche. cellulari, tra virgolette. Sì. Atti 19. Atti 19 dice che hanno bruciato tutti i libri, in presenza di tutti, dice. Allora non ti sentire male che hai distrutto il cellulare, hai fatto benissimo. No. Sì. Hai rotto l'idolo, hai distrutto l'idolo. Sì. No, ma io capisco in un certo senso l'amore di una mamma. Non ho figli, però vivo con i bambini piccoli, con John e Jasmine, con i figli di Deborah e Giuseppe. E loro sono così dolci, è una gioia immensa stare con loro, portano tanta allegria. E mi immagino che una mamma si arrabbia contro le cose che feriscono i bambini.
Cioè una madre che è pronta a dare la sua vita per i figli, è normale che si arrabbia quando qualcosa li ferisce, perché ha questo sentimento naturale di proteggerli, questo istinto di protezione. Quindi se la tua rabbia, cara Francesca, è stata contro i bambini, chiedi loro scusa perché sono piccoli, non sanno cosa stanno facendo. Se la rabbia invece è stata contro quel spirito maligno che disturbava i tuoi figli, li faceva schiavi di un telefonino, allora stai tranquilla e non preoccuparti. Stai ferma sulla tua posizione di vincitrice sopra questo spirito che non era da Dio. Ma nel nome di Gesù. Quindi c'è anche la rabbia che porta risultati buoni. Devi chiedere al Signore, vedere come esattamente ti sei comportata in quel momento, se hai detto parole che non dovevi dire, devi controllare tu il tuo cuore. Ma come ti dicevo, chiedi perdono a Dio e poi vai avanti. Non rimanere lì sempre in condanna, sentirti male, vai avanti. Perché sai, a volte lo Spirito Santo fa cose radicali per svegliarci, per portarci fuori da una situazione sbagliata, dove noi stiamo lì tempo cercando di risolvere in amore, però non facciamo progressi. Allora a volte con uno shock lo Spirito Santo ci tira fuori. Amen. Se tu hai pregato per la liberazione dei tuoi bambini, così si è soluzionato il problema. Amen, grazie Gesù. E poi una ultima cosa, sempre ho imparato da Deborah questo, quando togliamo un giocattolo da un bambino, perché è un giocattolo sbagliato, dobbiamo sostituirlo con un altro che è edificante. Per esempio, adesso puoi mostrare ai bambini cartoni animati educativi, cartoni sulla Bibbia, documentari con animali, perché i bambini di questa età amano guardare gli animali. E credo abbiamo noi un link che abbiamo ricevuto da una sorella, un sito internet con molti cartoni animati sulla Bibbia. Te lo posso inviare anche a te. Però non mostrare questi cartoni su un telefono, perché certo che pensano che il telefono è la cosa speciale che ti fa sentirti bene, che ti fa divertire. Mostrare questi cartoni su un computer, sul televisore, una cosa che non possono sempre chiedere, mi dai il telefonino. E così si dimenticano del telefono. E fare come ha fatto sempre Deborah. Io ho visto da primogenito da Gabriele come lei li ha cresciuti e gli dedicava tempo. Questa è veramente la chiave, penso. E quando cucinava, se lei non poteva spegnere il fuoco, no? Quello che cucinava per andare a stare con loro, li metteva seduti accanto a lei nella cucina con un libro della Bibbia, parlando con loro, dicendo le storielle della Bibbia o parlare ai loro cuori. Dedicare tempo, non dare questo ciuccio di telefono ai bambini così che stanno zitti e tranquilli, così che tu puoi fare le tue cose. No, assolutamente no. Perché così comincia la assuefazione. Sì, e tu scegliere cosa loro guardano, sono piccolini, tu sei la mamma. Non è che possono andare liberi sull'internet e loro scegliere. È come no, il cibo, tu scegli cosa mangiano, no? Nella carne, ma anche nello spirito devi scegliere per loro cosa mangiano spiritualmente, tra virgolette, no? Di cosa nutriscono la loro anima, non qualsiasi cosa su YouTube o su Facebook. Loro non hanno discernimento su cosa cliccare, su cosa non cliccare. Infatti così credo comincia tutto il problema, perché anche io vedo quando vado fuori, vedo mamme con i bambini che forse stanno in fila per fare qualcosa e il bambino non ha pazienza, lui parla, è attivo, fa delle cose e la mamma, essendo una situazione di emergenza, dice stai tranquillo, ti do il telefono, fai quello che vuoi, solo stai tranquillo perché mi fai brutta figura qui in pubblico. E allora i bambini un telefono qui oggi, un telefono lì domani e piano piano diventano assuefatti e lo vogliono sempre. Quindi proprio in questi momenti di emergenza non cadete nella tentazione di dare il telefono nella mano del bambino, ma diteli una storia, tenetelo tranquillo in un altro modo, sì. Perché così comincia tutto il problema. Pregare per ispirazione. Sì. Amen. Sì. Quindi Francesca, Dio ti benedica per aver condiviso questo. Abbiamo tanto da imparare da questa esperienza. Cercare di rimanere calmi, risolvere le situazioni in amore, però non permettere queste assuefazioni e problemi di continuare a lungo tempo, perché solo peggiora. La situazione peggiora sempre di più.
E preghiamo per i tuoi bambini, perché sono sicura che tu anche li parli di Gesù, li aiuti a conoscere Dio, la Bibbia, e devono essere pecorelle dolcissime, come la mamma. Quindi ti diamo un abbraccio e preghiamo per loro. Amen.